if we're using, roots as a metaphor, to continue to water that, tree, that tree of multiculturalism and that tree of, identity. And I think you do have to keep watering that and maintaining history and maintaining, you know, your sense of what it means to be Italian to you. Qui altrove, Migrazioni d'oggi in Friuli è un podcast del Museo Etnografico del Friuli, della rete dei civici musei di Udine. In ogni puntata racconteremo insieme ad esperti, professionisti e testimoni storie di migrazioni che hanno coinvolto e coinvolgono ancora oggi il Friuli Venezia Giulia. Sarà un viaggio tra vite, storie e voci di chi parte e chi arriva, ma anche di chi queste ha deciso di ascoltarle e di renderle note, e di chi ancora oggi le mantiene vive, affinché non vengano dimenticate. Quando si parla del fenomeno migratorio, nella gran parte dei casi si fa riferimento alle persone che partono dal proprio paese per cercare un nuovo posto altrove. Esiste una categoria, però, meno visibile e conosciuta, quella degli emigrati di seconda generazione. Secondo la definizione dell'EMN, European Migration Network, questi ultimi sono persone nate e residenti in un paese in cui almeno uno dei due genitori ha fatto ingresso come migrante. Se la prima generazione ha vissuto sulla propria pelle il viaggio, il senso di sradicamento dalle sue origini, le difficoltà di integrazione, la seconda, invece, nasce già immersa nella nuova realtà, condivide la lingua, gli usi e lo stile di vita locale. Allo stesso tempo conserva dentro di sé le radici, le tradizioni e spesso la lingua della famiglia di origine. È questa la storia di moltissime persone nel mondo ed è anche la storia di Ugo Darin. Ugo nasce in Australia, a Sydney, da una famiglia emigrata dal Friuli Venezia Giulia. Nel suo caso sono stati i suoi bisnonni a partire. Sin da piccolo, grazie ai racconti dei nonni e alle pratiche quotidiane che la sua famiglia ha continuato a mantenere negli anni, ha potuto maturare una forte identità friulana e italiana. Spinto da questo, insieme al fratello gemello, nel 2024 si è recato in Friuli, grazie a un progetto promosso dall'Unione degli Emigrati Sloveni del Friuli Venezia Giulia. Attraverso tale iniziativa, l'associazione vuole, mediante incontri, svariate attività, visite culturali, rafforzare il legame tra i giovani discendenti dei friulani emigrati e la loro terra di origine. Saranno proprio le parole di Ugo a raccontare cosa significa essere parte di due culture e cosa ha rappresentato per lui questo viaggio alla scoperta delle proprie radici. Hello, my name is Hugo Rex Dudding, and I'm 23 years old. I live in Sydney. Ciao, mi chiamo Hugo Rex Darin e ho 23 anni. Vivo a Sydney e attualmente sto studiando presso l'Università di Sydney per conseguire una laurea in ingegneria e una laurea in studi umanistici, con specializzazione in Advanced Italian. Le mie origini italiane sono state un punto di partenza straordinario e meraviglioso per intraprendere il mio viaggio alla scoperta di me stesso, e nel corso della mia vita ho avuto la fortuna di entrare davvero in contatto con chi sono e da dove vengo. Me and Alex and I, my twin brother, are both very proud Italo-Australiane. Io e mio fratello gemello Alex siamo entrambi molto orgogliosi di definirci italo-australiani. I nostri nonni sono migrati dal Friuli Venezia Giulia e credo che sia proprio questo il motivo per cui la mia identità e l'orgoglio per le mie origini si sono radicati in me sin da piccolo. Ci hanno portati entrambi in Italia per la prima volta per incontrare la nostra famiglia quando eravamo ancora nei passeggini. Credo fosse quella la sensazione di avere sempre una famiglia da qualche parte, magari lontana, ma che sapevi esserci. Lo sentivi soprattutto quando arrivavano i biglietti, a Natale, a Pasqua, cose così. Abbiamo ancora un legame bellissimo con la nostra famiglia in Italia. Penso che questo legame sia diventato ancora più forte quando ho deciso di andare a studiare all'H. Foscari, l'Università di Venezia, dove ho trascorso dei momenti bellissimi e li ho potuti incontrare regolarmente. Essendo un emigrante che vive così lontano, mi è molto gratificato avere la possibilità di andare a vivere lì vicino.
So che mio padre e i miei nonni non hanno avuto l'opportunità di tornare in Italia perché il lavoro in Australia non lo ha reso possibile. I think something that I, Qualcosa che mi ritorna sempre in mente, legato ai ricordi delle mie origini italiane, è il momento in cui mio nonno mi ha dato in mano il passaporto del mio bisnonno e i biglietti di tutta la famiglia per prendere la nave da Trieste per l'Australia. Ricordo che mi sono seduto con la penna di mio nonno e mi sono divertito a copiare la firma del mio bisnonno. All'epoca il loro cognome era Darin Pagnetto. Lo cambiarono quando iniziarono a lavorare in Australia, per facilitare l'assimilazione. All'epoca l'idea di essere un emigrante non era vista con lo stesso orgoglio di oggi. Penso che fosse più difficile per loro, specialmente per la generazione dei miei genitori. Crescere in Australia come emigrante non era visto con lo stesso orgoglio di oggi. Ma penso che quel senso di orgoglio... Infatti dicevo sempre ai miei compagni di scuola che il mio cognome era Darin Pagnetto, perché ero molto orgoglioso delle mie origini. Per me, quello è ancora il nostro cognome. Quindi sì, penso che conserverò sempre queste cose. Yeah, I think I'd always hold on to those two things. I think the role of language. La lingua italiana ha un ruolo molto importante nella mia vita quotidiana. Mi rende molto felice parlare italiano con la mia famiglia e i miei amici italiani. Penso che sia anche una sfida mentale per me, mantenere quella lingua. Essendo così lontano dall'Italia e non potendo praticare la lingua quotidianamente, parlo con i miei nonni, ma è davvero difficile conservare quelle competenze. Mi trovo molto in difficoltà con la grammatica. Quando torno in Italia per lunghi periodi miglioro rapidamente, ma all'inizio è un po' imbarazzante. It's a bit embarrassing. Però sono convinto che parlare la mia lingua madre mi abbia dato una grande soddisfazione come persona. La percezione dell'appartenenza culturale è diventata estremamente forte nel corso della mia vita. Trovo divertente che la prima volta che sono tornato in Italia, da adulto, parlando con i miei cugini e così via, non sapevo che alcune tradizioni dei miei nonni fossero ancora radicate a casa nostra, ma non più tanto presenti in Italia. Che si trattasse di piccole tradizioni giovanili, il cibo, la musica o persino la chiesa. Forse perché gli emigranti in Australia dovevano davvero aggrapparsi al loro stile di vita per sentirsi ancora italiani e vivere la vita che avevano vissuto i loro genitori e la loro famiglia. L'Australia è così lontana e avere quelle piccole cose quando si invecchia diventa molto importante. Ho trascorso tante ore con i miei nonni in cucina a preparare la gubana, il frico e gli altri splendidi piatti della regione o della cucina italiana in generale. È proprio lì che ho imparato gran parte delle mie origini. I find it very funny that Mi è piaciuto collegare i puntini, raccogliere foto, parlare con le persone delle loro storie e creare un ampio albero genealogico. Quando ero più piccolo, era importante per me capire perché se ne erano andati e com'era la loro vita ora. Avevo il sogno di partire per un viaggio alla scoperta delle mie radici con mio fratello Alex. Ci ha unito il desiderio e l'amore per il paese e la regione. Ci piacerebbe tornare, magari strutturare la casa di famiglia e viverci per un po'. Penso che sarebbe divertente. Mi piacerebbe lavorare in Italia, sarebbe fantastico. Avere la possibilità di tornare nel luogo da cui sono partiti i tuoi nonni e bisnonni e provare quel senso di comunità che abbiamo provato, l'esperienza del viaggio è stata pura gratitudine. Abbiamo ricevuto tanto affetto e gentilezza dalle persone che abbiamo incontrato, sia che condividessimo storie o semplicemente passeggiassimo. La gente ci ascoltava. Eravamo con altri 2 ragazzi australiani, i fratelli Bunin, che sono originari di Montefosca. La gente, sentendoci parlare inglese, ci chiedeva: qual è il vostro cognome? Da dove venite? E c'erano stati dei momenti di gioia e sorpresa con quelle persone, del tipo: oh, conosco qualcuno di lì. Oppure: io vengo da quella regione. Ci sentivamo davvero amati da quelle persone in quella comunità, cosa difficile da trovare quando sei in un paese così lontano. Mi ha reso davvero orgoglioso stare lì con mio fratello, parlare la nostra lingua, l'italiano, con una persona importante e sentire quell'abbraccio così caldo di cosa vuol dire essere italiani. Italian. In Australia, quel senso di identità è sempre stato forte, perché come emigrati si prova così tanto amore per il proprio paese di origine, e in alcuni momenti è difficile ricevere lo stesso amore in cambio. Penso che questo viaggio sia stato un momento della mia vita in cui ho sentito veramente l'amore dell'Italia e l'amore per ricollegare le persone alla loro terra, per ricollegarsi alle radici, ai valori multiculturali e agli aspetti fondamentali del proprio essere che si mantengono saldi. I think that sort of pride in, your land and your day-to-day Penso che life. quel tipo di orgoglio per la propria terra e la propria vita quotidiana, il cibo, l'etica e la morale, sia sempre stato un tema molto importante di cui la mia famiglia ha parlato. E penso che, in termini di comunità, questo progetto sia fantastico per far conoscere chi viene dal Friuli Venezia Giulia e quanto siano diverse le loro vite ora.
ma anche come possano connettersi su un punto così centrale, come quello di provenire da una regione così bella, con incredibili storie di emigrazione, ma anche con un incredibile senso di appartenenza. Penso che per me tutto sia iniziato quando ho sentito parlare della mia bisnonna, che quando è arrivata con i miei nonni a Sydney ha aperto una pensione per emigranti provenienti dal Friuli. Penso che a quei tempi fosse una cosa incredibile. Credo che ancora oggi si parli di questa essenza, di non sentirsi completamente soli in un paese così lontano, di avere ancora un legame con persone che parlano il tuo dialetto, che parlano la tua lingua, che possono cucinare i tuoi piatti e condividere il tuo stile di vita. But I think what stood out to me is that we were just so embraced by the people of Friuli. Ciò che mi ha colpito di più è stato il calore con cui siamo stati accolti dalla gente del Friuli. Abbiamo ricevuto tanto affetto e gentilezza dalle persone della città che abbiamo visitato, come Cividale, dove abbiamo avuto la fortuna di uscire quasi tutte le sere e cenare in città solo tra di noi. Quasi tutte le sere finivamo per sederci con altri gruppi di persone, condividendo storie, ridendo e gustando cibo fantastico. Prima del viaggio non ero mai stato così a nord, non ero mai stato nelle valli del Natisone o così a nord nel Friuli. È stata un'esperienza incredibile vedere quella città e provare il cibo. Abbiamo trascorso giorni meravigliosi con persone provenienti da piccoli paesi che ci hanno raccontato la storia e come vedono il futuro dei loro paesini, come continuano a curare la terra e a mantenere le tradizioni e il cibo. Ogni paese ha piatti diversi e tradizioni importanti per la sua storia. Il frico, ad esempio, è molto importante in quella regione perché gli ingredienti erano facilmente reperibili. Mia nonna ne parlava sempre in cucina. Questi piatti tradizionali sono importanti non solo per il loro sapore, ma anche perché rappresentano la terra e la gente, ciò che era disponibile all'epoca e quanto fossero intraprendenti gli abitanti del Friuli. Amo questo aspetto ed è uno dei valori fondamentali a cui tengo di più. Gli altri sono lealtà, l'onestà e l'amore, valori che i miei genitori e i miei nonni hanno sempre sottolineato. Alex e io abbiamo vissuto un'esperienza simile, incontrando persone della regione, vedendo il loro legame con la terra e gli uni con gli altri. Guidando attraverso i bellissimi boschi senza nessuno intorno, lontani dalle città, per poi arrivare in un piccolo paese nelle valli del Natisone, ti senti pervaso da un senso collettivo di felicità, non di solitudine. Questo è un valore fondamentale che queste persone hanno mantenuto e spero di mantenerlo nella mia vita futura. If we're using, roots as a metaphor to continue to water that, tree. Usando le radici come metafora, si tratta di continuare ad annaffiare quell'albero, l'albero del multiculturalismo, l'albero dell'identità. Bisogna continuare ad annaffiarlo, mantenendo la storia e il senso di ciò che significa essere italiani. Non vedo l'ora di continuare a mantenere questo rapporto e di trascorrere più tempo in Friuli. Yeah, I think I'm so looking forward to continuing that relationship in my life, and spending a lot more time in Friuli. Quello che avete appena ascoltato è un podcast a cura del Museo Etnografico del Friuli, realizzato nell'ambito del progetto Qui altrove Migrazioni d'oggi in Friuli, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Potete visitare la mostra collegata al progetto presso il Museo Etnografico del Friuli dal 31 maggio al 28 settembre 2025.